mostra del radicchio è una festa del paese, una festa del territorio, una festa anche per le persone che vengono da fuori. Infatti abbiamo molti visitatori che vengono anche fuori paese. È una storia che è nata appunto tanti anni fa. Io sono stato insieme con altri 3 il fondatore di questa manifestazione, ma ovviamente qua c'è il lavoro di tantissimi volontari. Ed era partita con l'idea di valorizzare un prodotto delle nostre terre. I nostri agricoltori alle varie mostre che c'erano in giro per il territorio facevano di solito una bella figura, quindi si è pensato di fare questo tipo di mostra anche a Martellago. Il giorno in cui si è deciso di partire, appunto 26 anni fa, ci è stato chiesto se noi eravamo disposti a supportare economicamente questa attività. Visto che riguardava il paese e noi siamo una banca del paese, non abbiamo assolutamente sentito di sottrarci a questa richiesta e da allora e fino ad oggi per 26 anni abbiamo continuato e presumo continueremo ancora a sostenere economicamente questa manifestazione. Abbiamo avuto un vincitore, diciamo, del comune come secondo premio e anche come vincitore del comune un giovane, ecco, questa è una grande soddisfazione, vuol dire che si può vivere lavorando anche in questo settore. Alessandro Stradiotto è il ragazzo del territorio che ha vinto appunto il miglior radicchio, è un segno di speranza per i giovani. A Martellago però ci sono anche altri giovani oltre a Alessandro che si stanno impegnando proprio sulla coltivazione del radicchio. Il paese Italia consuma tantissimo radicchio che proviene da non si sa dove e non si sa che radicchio è. Quindi è assolutamente necessario che da queste feste si parta per fare squadra, per fare gruppo, buttare giù i campanili e andare a trasmettere quello che noi oggi abbiamo imparato a chi nel resto del paese consuma radicchio. Bisogna che tutti gli agricoltori, dico tutti, si iscrivano al consorzio del radicchio. Bisogna che questo prodotto lo tuteliamo. Solo con la tutela si riesce a garantire un reddito anche nel corso dei prossimi anni. Viceversa si rischia di sciupare questo che qualcuno ha detto la nostra riserva di oro rosso. Ora siamo in 150 volontari e sono circa una quarantina di persone in cucina e poi ci sono persone che danno alla distribuzione, eccetera. Mentre per quanto riguarda gli espositori del radicchio, questa mattina c'erano 52 espositori, più di 700 kg di radicchio esposto. È una risposta, come dicevo prima, a un senso sociale e di impegno collettivo. Loro vengono pagati, dicevo, dalla soddisfazione del risultato. Ci sono davvero tante belle persone che offrono un lavoro per il loro territorio e io ne sono grata. Io vi aspetto qui insieme a tutta questa squadra per assaggiare veramente, penso, i più buoni prodotti che il Veneto offra. Un bacione!